Abbiamo deciso oggi di lanciare questa conferenza stampa proprio qui alla Villa Bellini. Dietro di me c'è appunto una frase con su scritto meno installazione e più consultori, proprio perché le ultime dichiarazioni del sindaco su questo luogo, su questo piazzale della Villa Bellini, anche come forma, diciamo, di prevenzione a quello che è successo, ai brutti fatti come lui stesso li ha chiamati in seguito allo stupro di gruppo alla Villa Bellini. La soluzione che dà il sindaco e l'amministrazione comunale è quella di mettere semplicemente delle installazioni, come se questo potesse tutelare o fosse appunto un modo per prevenire e per in generale fare prevenzione alla violenza maschile e di genere sulle donne. Per questo abbiamo deciso oggi di fare questa azione, proprio per dimostrare ancora una volta quanto le risposte dell'amministrazione comunale e del sindaco siano insufficienti a un problema strutturale, di cui il caso dello stupro della Villa Bellini è stato solo, diciamo, l'apice, ma ne potremmo citare altri decine e decine purtroppo di casi simili anche nella città di Catania, visto che è il capoluogo principale per numero di femminicidi, di violenze per quanto riguarda appunto la questione di genere. Quindi abbiamo deciso di fare questa azione qua proprio per dire: noi non vogliamo installazioni, ma vogliamo prevenzione, vogliamo fondi per la prevenzione e spazi come quelli del consultorio autogestito Mi Corpo e Smio, che invece sono stati tolti alla città proprio nei mesi precedenti.